Grazie all'interessamento anche del Premier Conte, che si è attivato nella settimana scorsa per richiamare l'ambasciata cinese, siamo arrivati a un momento in cui si apre la possibilità di fare le verifiche per l'amministrazione straordinaria. Punto e partita per il governo, che al tavolo del Misi ha riaffermato la volontà di salvare ACC Wanbao. Il commissariamento e quindi l'amministrazione controllata, che dovrà essere validata dal Tribunale, rappresenta il passo in avanti importante per permettere allo stabilimento di Mella di avere una continuità produttiva. Occorre adesso fare le verifiche sul bilancio del 2019, queste verifiche potranno essere fatte entro il 31 gennaio del 2020 e a questo punto poter capire se vi sarà questo passaggio per il commissario straordinario. L'uomo su cui viene riposta fiducia incondizionata è Maurizio Castro, che già in passato e proprio per ACC ha rivestito medesimo ruolo e che ha già confermato le possibilità di mercato presenti in Europa. Cauto è l'ottimismo del sindacato, della FIOM in particolare. Questo percorso è un percorso complicato, denso di incognite, e noi abbiamo chiesto di avere periodiche verifiche rispetto a questa volontà espressa. Esprimiamo una moderata soddisfazione, però non siamo fuori dal tunnel. Fiduciosi i lavoratori che hanno atteso l'esito dell'incontro davanti al Mise. È chiaro che abbiamo comunque un'apertura, abbiamo una possibilità che va perseguita, noi però come organizzazione sindacale non ci sentiamo di dire che abbiamo trovato la soluzione. Ai lavoratori le espressioni di elogio da parte di tutti, perché, come ha ribadito il ministro D'Incà, sono l'espressione di un intero territorio unito e di dipendenti che già in passato hanno dimostrato il proprio legame con l'azienda, riducendosi lo stipendio del 50%, così da permettere all'allora commissario di acquistare le materie prime.